Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in Buon questo pomeriggio a spazio. tutti. Buon pomeriggio cara Hilde, Buon eccoti pomeriggio qui. Marietto. Eccoti qui cara Hilde. Allora, cosa racconta ai nostri, come si suol dire, esigui, amici che si sono collegati nel nostro canale? Dacci le ultime news. Beh, intanto siamo qui per la diretta dove vi risponderemo in due, il Marietto col pendolino e la sottoscritta con le sibille, dunque aspettiamo le vostre domande, abbiamo visto che qualcosa c'è già. Dunque ci fa molto piacere come sempre ritrovarvi, passare un po' di tempo in vostra compagnia. Oggi saremo brevi perché siamo indapparati con delle cose, comunque ci sono già degli amici collegati che hanno scritto, che hanno salutato, dunque salutiamo tutti, salutiamo Emily, salutiamo Alessandro, Katia. Grazie, sì. Piano piano, man mano che si collegano anche altri, ovviamente provvederemo anche a fare, Espletare, esatto. esatto, salutare tutti e rispondere alle persone che riescono, insomma, a porre una domanda ed essere appunto sempre in ordine di tempo, essere accolti, nel senso che abbiamo mezz'oretta a disposizione. Dunque, forse conviene non perdere tanto tempo, visto che siamo un pochettino così, di Sì, passaggio oggi. sì, oggi siamo un pochettino molto più anche vedi sbagliato il bannerino che adesso fra un pochettino cambierà, Sì, sì, tanto io perché lo sono un vedo po' preso già che dalle è emozioni. cambiato. Sì, Ah, è già sì, cambiato, bene, sì, bene, sì, benissimo. sì, Allora beh, io sì, penso che signor. i nostri amici che si sono collegati sono vogliosi di sentire le risposte e andiamo con le prime risposte. Certo, intanto saluto ancora Fiore che si è collegata, Laura, Daniela e Cira. Ciao carissimi tutti, ciao a Ciao tutte. Cira, ciao Katia, ciao Alessandro, ciao Fiore, ciao Laura. Bene. Ah, vede un po'? Procediamo? Cosa ne Ma io dici? penso sì, io penso che il pendolino freme perché Sì. alle 4 in punto, alle 4 e mezza in punto ha un appuntamento importantissimo. Andiamo avanti. Via. Bene, cominciamo allora. Sì, 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 Eccoci sì. qua. Abbiamo la prima domanda di Emily e Sì? Manuela. Manuela, 19 agosto 75, chiede, Sì? cioè ci scrive che finalmente, ovviamente parla di Marco, 27 maggio 77, chiede così, spiega che si sono rivisti dopo tanto tempo, abitano distanti geograficamente, tutto bello, mentre erano insieme, ma come procederà ora tra noi? Lui ha un carattere difficile e restio di impegnarsi. Allora qui ci vuole un circuito Di dopo, cioè di valutazione. valutazione, come Sì, sì. andrà tra Emily, ma le date l'ha messa di Sì, date? sì, Emanuela 19 agosto 75, Marco 27 maggio 77. Ah, perché io non la vedo qui nella... Sì, Ok, è via. sotto. Va bene. Ok, allora fra Emily e Marco come andrà a finire? Cioè come sarà la Come valutazione? procede? Certo. Ma l'estate, la notte giovane, l'estate è lunga, però diciamo che è un buon sufficiente, è un buon sufficiente, ma diciamo che non vedo fuochi d'artificio. Mm. Vediamo cosa raccontano le sibille per il prossimo periodo. Non vedo né Abbiamo fuochi d'artificio né temporali, nemmeno però. catastrofi, infatti. Esatto, Sufficiente. sufficiente, via. Allora, abbiamo visto di peggio comunque, Emanuela, No, sappi. Manuela, tranquilla, la cardiospirina non ne hai bisogno. Sì. Allora, 19 agosto 75 Emanuela, Marco 27 maggio 77. Sentito cos'è passato? Sì, perché la India abita Sì, sì. praticamente in A mezzo livello strada, a livello strada, in un incrocio trafficatissimo. detta così sembra. Allora, vediamo un pochettino, torniamo a Emanuela e Marco e come procede fra loro. Forza sibilline, parlate. Grazie. Mm. Stesa lunga, stesa corta. È lunga. Abbiamo Bene. poche domande, quindi sono fortunati quelli che sono arrivati prima, perché poi dopo... Ok, facciamo un po' di spazio, se no.
non riusciamo a inquadrarle tutte, ok. Allora, dopo mostrerò le carte di esito, cominciamo dal passato: giovane fanciulla, amica, artista, militare, amante. Dunque, abbiamo una situazione ehm, piuttosto vivace, con delle figure che però non sono tutte da interpretare come figure carte personaggio, ma come un rapporto che è nato probabilmente, comunque non è un rapporto di lunghissima data, perché la giovane fanciulla definisce un tempo piuttosto breve, non è nemmeno all'inizio come potrebbe indicare il bambino. Dunque diciamo che è già un rapporto avviato e ci sta parlando di questo rapporto e di come comunque sia basato sull'ascolto, sul dialogo. Più che altro sei tu molto disponibile verso di lui. Lui comunque è una persona che ha delle belle qualità, ma si apre a fatica. Abbiamo infatti la carta del militare, dunque può risultare a volte un po' rigido, però è appassionato, perché abbiamo qui il militare e l'amante, dunque c'è una bella sintonia fisica fra voi. Abbiamo al presente dispiacere, omaggio di preziosi lettera e gran consolazione. Probabilmente questo dispiacere è forse legato al fatto che, vedi, c'è omaggio di preziosi, dunque è stata, come dire, un'occasione che si è consumata presto, in un certo senso è passata in fretta e adesso un pochino probabilmente ti rattrista, o comunque la sensazione del distacco ti lascia una qualche pensiero, una qualche preoccupazione, anche perché ogni volta è come se l'occasione sì viene vissuta, ma con l'incertezza di quando ci sarà la successiva, che è sempre collegata a un mettersi d'accordo, a un sentirsi. Vedi che ci sono comunque queste dinamiche, però vi siete lasciati comunque piacevolmente, nel senso con tutta l'intenzione di organizzare. Dunque, nel futuro però ci sarà un qualche ostacolo, vedi che c'è la carta del nemico, dunque probabilmente qualche situazione che creerà una qualche difficoltà anche nel poter esprimere al meglio la vostra intimità, sebbene le carte comunque indicano che c'è una connessione e che ci sarà ancora di più nel prossimo periodo. Qui però vedi leggerezza e ladro, dunque correte il rischio, ma non spiega di chi e per chi, cioè chi sarà esposto a una qualche forma di tentazione, però ci sarà, o sarà collegato a qualcuno di ancora più lontano, o qualcuno comunque diverso, o la possibilità di, insomma, parla solo di una possibilità, ma non di una cosa che avverrà. Ok, dunque anche perché la costanza dà un esito positivo. Dunque continua a esserci il rapporto anche alla presenza di un qualcuno che può girare intorno a uno di voi. Questo però non risparmierà da una qualche crisi di gelosia o da qualche momento di incomprensione che può colpire, diciamo così, vedi che c'è l'imeneo, dunque da una parte è un rapporto, la conferma di un rapporto che comunque ha una sua solidità, però con questa carta della morte, con la carta della gelosia andiamo incontro a un momento di prova, una prova che può andare a intaccare fortemente le emozioni, diciamo così, e sembrerebbe essere collegato a una donna. Forse sarai tu a essere gelosa, oppure sarai gelosa di una donna, forse la sua ex moglie, non lo so, comunque staremo a vedere. Bene Manuela, spero di averti risposto, andiamo avanti con Alessandro. Vediamo allora, cosa il nostro scrive. Alessandro, il nostro Alessandro Sì. cosa ci chiede? Vediamo un po'.
Buona giornata. giornata Marietto e Ilde, vorrei potervi chiedere se secondo voi trovo una casetta per me, per cambiare residenza e fare vita nuova. Sto continuamente guardando degli annunci. Alessandro, 8 febbraio 74. Vediamo un po' il nostro Alex se alla fine trova qualcosina di buono, eh? Alex, insisti perché sembrerebbe di sì, poi penso che non sia il momento, Alex, Di trasferirsi, dici? penso Alex devi resistere ancora un pelino, eh. Per il momento non muoverti, Alex, che è meglio così. Va bene, vediamo cosa dicono Vediamo cosa anche dicono le le Sibille. Sibille. Sì. Allora, dite se Alessandro 8 febbraio 74 riuscirà a trovare una casetta, insomma, come andrà nel prossimo periodo, visto che ha un progetto di trasferimento. Sì, in effetti è un pensiero che ormai lo accompagna da un po'. Allora, vediamo se... ok, così ho inquadrato la stesa, dopo le carte di esito le mostro. Allora, donna maritata, nemico, militare, dispiacere, mercante. Allora, qui sembra che tutta l'esigenza nasca da contrasti o comunque dal percepire una donna maritata, che può essere una madre, visto che raffigura la maternità, può essere comunque una donna in generale, ma una donna già completa, dunque qualcuna che ha, come dire, un vissuto, che percepisci o che ti è amica, con cui hai grossi contrasti, soprattutto vedi nella linea del passato. Abbiamo infatti le lacrime, militare, lacrime, dunque c'è qualcosa che proprio ti spinge ad avviare un nuovo progetto, nuovi inizi, e a cercare, come dire, verso nuovi orizzonti. Al momento però, ha ragione il Marietto, non è proprio il momento. Vedi che c'è la carta dei sospiri e dell'ammalato, e poi con la costanza e la superbia è come se rafforzasse il messaggio di questa linea, perché fa da carattere amplificatorio, dunque al momento proprio no. Devi però perseverare, magari verrà più avanti. Devo dirti che secondo me tu rischi di trovarla anche una casetta e di prendere quasi un mezzo impegno, però alla fine guarda qua, militare e morte, dunque scusami, vedove morte, dunque temo che nonostante tu identificherai una opzione, una possibilità, sarai comunque costretto a rinunciare e a lasciar perdere e a chiudere questa situazione, perché non è positiva. E vedi, con questa carta del viaggio probabilmente o devi proprio cambiare zona di ricerca, oppure devi comunque avviare un cambiamento di qualche tipo. Forse un cambiamento dei tuoi progetti, si vedrà. Comunque guarda che sarai là per là, e quasi quasi non ti nascondo che secondo me un mezzo accordo lo farai, però occhio, perché con vedovo e morte non mi sembra che la cosa porti granché bene. È meglio soprassedere. Abbiamo amante, donna di servizio, vecchia signora Belvedere, dunque continua ad amare il tuo progetto e a cercare e a fare quello che è necessario per realizzarlo. Vedi che devi dare ancora da fare. Probabilmente si tratta di un luogo, devi cercare in un luogo dove sei già stato da bambino, o comunque che riguarda le tue origini. Vai a cercare in questi posti, vedi che c'è poi la carta del Belvedere, che è sempre un qualcosa di positivo in arrivo. Dunque non è però il momento di muoverti. Io aspetterei
un altro po'. Sì, Alex, resisti ancora un pelino, va. Allora andiamo avanti, Andiamo avanti. abbiamo ora Katia. Caccia, sì. Leggila. Chiede, 28 febbraio 75, vuole sapere Katia se riuscirà a rimanere incinta. Guardiamo un po' perché è una domanda delicata e pensiamo. Sì. Ma Katia, sembrerebbe che il pendolino Iside sia positivo. Sì, sì. Bene. Voilà. Sì, che meraviglia. Allora, vediamo cosa dicono anche le sibille. Chiaramente sapete che parlano di un arco di tempo di 3, massimo 6 mesi. Anche se devo dire, vi racconto, ma molto brevemente perché oggi i tempi sono quelli che sono, che avevo fatto un consulto a una signora a gennaio e le avevo detto delle cose. Dico, tanto non è ricollegabile alla persona. Le avevo detto a gennaio: ti vedo circondata da tanti uomini, ti vedo lavorare, vedo una tua collega, attenta perché ha le mani lunghe, forse è un po' una ladra, qua è la sua. Insomma, le ho detto un po' di cose e lei mi diceva, nella sua testa pensava, boh, perché non lavorava, non c'erano uomini nella sua vita, non riusciva a capire. Beh, ci siamo sentite stamattina per un consulto, comunque da allora ad oggi ci eravamo sentite anche in altre occasioni, però oggi lavora in un posto da un mese circa, dove lavora in una fabbrica piena di uomini, dove c'è una sua collega ladra, e dunque era tutta stupita e contenta, perché, voglio dire, ci sono dei margini di tempo, magari subito non vi dicono niente le cose, ma nel tempo poi potrebbero realizzarsi. Oppure a volte parlano di cose immediate e magari la domanda non viene contemplata in questo spazio di tempo. Ecco, ho semplicemente detto un pochettino, tanto per farvi un esempio, che magari là per là la cosa non vi risuona, poi quando vi succede vi ricordate cosa vi era stato detto. Allora, Lille, ma, vediamo. no, ma te Sì. l'ho già detto che bel vestitino. Ah, grazie. È un dono della Eva. Ah, è brava la nostra Eva. Hai visto? Sì, sì. Bene. Allora, No. vediamo Katia e la gravidanza, vediamo se riuscirà. Eh. Allora, deliranti, prigione, mercante, bambino e artista. Allora, scusami, non si vede proprio niente, vediamo se riesco a inquadrarle meglio. Ecco qua. Ehm, io ovviamente sapete che non conosco quasi nulla di voi, tranne le persone che chiaramente mi chiamano in privato e con le quali ho effettivamente un rapporto e uno scambio che va al di là di una domanda scritta così online. E dunque, perché ho fatto questa premessa? Perché non conosco la tua storia e faccio un po' di fatica a inquadrare un po' le cose, però ho la sensazione che potrebbe esserci già stato una qualche specie di tentativo in precedenza riguardo all'avere dei bambini, che però è un po' come se o sia stato bloccato o non sia andato a buon fine, comunque vedi che o non c'era accordo con le persone o con la persona con cui stavi prima, comunque c'è un qualcosa che non, vedi che compare la carta del bambino, dunque c'è la progettualità nei confronti di questo bambino, però probabilmente non era forse il momento giusto, la persona giusta, le tempistiche, comunque già compare un'intenzione nel passato. Al presente
vedo che questa cosa ti sta tanto a cuore e che probabilmente ti dispiace, ehm, che ancora non sia avvenuto. Dunque magari la vivi con un po' di tensione, con un po' di rigidità. Dovresti, invece, mhmm, provare magari a rilassarti. Sembra che comunque, l'altra persona, che magari non è proprio cioè magari sì, magari no, è un po' cioè non freddo, ci ragiona tanto e la valuta tanto questa cosa, con serietà, i pro e i contro, l'analizza, però sembra che ci sia un'apertura, ok? Si direbbe proprio che ti darà il suo sostegno. Fedeltà, dunque siamo qua, cioè al presente hai il sostegno di questa persona, ma ti porti addosso ancora un dispiacere, va bene? Dunque vediamo come va nel prossimo periodo. Allora, fedeltà, disgrazia, denaro. Dunque, devo dire che forse ci sarà un piccolo incidentino di percorso. Magari non va a buon fine il primo tentativo o i primi 2. Diciamo che devi portare un po' di pazienza, ma vedo che effettivamente un qualcosa è possibile, okay? Anzi, vedi che stanza e gran consolazione, fa proprio pensare che ci metterete tutto l'impegno necessario e che effettivamente abbiamo una realizzazione. Non vorrei dire magari anche doppia realizzazione, non ci mettete troppo impegno, ovviamente scherzo. Allora, speranza, falsità, lettera, morte. Diciamo che, come ti ho detto, tu ovviamente è una cosa che speri da tempo, devi cogliere un'opportunità, mi raccomando, sai, il momento giusto, l'opportunità giusta, il tempismo giusto, perché è possibile che arrivi una qualche notizia, però è possibile anche che appunto non subito, con qualche problema. Dunque, comunque penso proprio di sì. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo Laura. Buongiorno, vorrei sapere, visto che nella mia vita è entrato un altro uomo, che sarà del mio matrimonio? Qui ci vuole quello Cara della Laura. valutazione, cara Laura. Questo 23 maggio 80. adesso Vediamo. potrei anche usarne un altro, ma sarebbe troppo, come dice un grande saggio, 24 mesi stagionato. E allora Conosco questo saggio. e quindi, adesso la mettiamo sul ridere perché chiaramente queste Certo, cose sono molto certo, delicate, no, vediamo come andrà insomma questa situazione, E insomma saran dei momenti che sarà un pochettino glacé, cronicizzato diciamo, sembrerebbe, però vediamo un po', E Eh del sì. resto come fa ad arrivare un'altra persona se non si crea uno spazio anche energetico? Esatto, cioè praticamente, sì. E penso proprio, cara Laura, che vista così sembra che dopo si raffreddi un pochettino. Ma Hilde, tu che sei più da Vediamo un po' come procederà. sì, tu che sei più da TAC, radiografia, Eh, risonanza magnetica, che vai più nel dettaglio. Vediamo un pochino per Laura e il suo matrimonio. Comunque, arriverà un momento di stop, diciamo così. Ma secondo me c'è già. Eh beh, se no non entrava nessuno, no, però Sai. però sei il grande saggio, 24 mesi stagionato. Ci vuole un po' di stagionatura, eh. Allora. Allora, si vedono e ogni Hilde, volta che mi assento 30 secondi per sì, va bene, io procedo con la lettura della spesa. Allora,
amore, gelosia, prigione, disgrazia, allegrezza al cuore. Allora, devo dirti che non è ovviamente una bellissima combinazione nel passato, e dunque si capisce che nonostante all'inizio ci fosse il sentimento nel vostro matrimonio, perché comunque inizia con la carta dell'amore, però anche la carta della gelosia fa capire che oltre a essere possibile leggerla alla lettera, può anche voler dire che comunque c'erano delle grosse incomprensioni e anche è possibile delle incompatibilità caratteriali piuttosto importanti, che hanno generato un blocco o comunque non certo la possibilità di proseguire insieme, forse diciamo anche un periodo di riflessione, no? Dove hai provato a capire, o comunque ti sei sentita bloccata in questo rapporto, non c'era uno sblocco. E in effetti, guarda, è chiaro che stiamo parlando di un matrimonio che è già un attimino morto, cioè non è che dobbiamo vedere se resuscita o in che modo andrà poi a manifestare il suo decesso. È chiaro che non è con carte di questo tipo la frattura importante c'è già stata nel passato. E vedi che qui con allegrezza al cuore compare il sopraggiungere di un'altra persona, perché allegrezza al cuore vuol dire comunque oltre un periodo, ma non può essere letto un bel periodo con una carta del genere prima. È chiaro che parla più che altro della possibilità di un secondo arrivo o comunque di una seconda persona, no? Che può attirare la nostra attenzione e che può essere motivo di attrazione reciproca, ovviamente. Vedovo, donna maritata, vecchia signora, gran consolazione. Dunque, vedi che l'arrivo di questa persona ti ha fatto proprio capire che quel rapporto è chiuso, però ti ha messo anche un senso di solitudine, di rimpianti, quasi, forse, intanto, magari all'inizio, un pelino di senso di colpa può essere che ti accompagni in questa situazione, perché in fondo ancora una parte di te vorrebbe preservarla e vedere chissà se è possibile mandarla avanti, però sai, io penso che quest'altro uomo ti viene a dare proprio uno scossone, che ti farà capire che siete sempre più lontani. Ora, in realtà non vedo la fine del rapporto, cioè non vedo una separazione ancora in queste carte, dunque è possibile che ci vorrà del tempo perché tu riesca ad elaborare bene il tutto e forse a fare un po' il punto della situazione. Di sicuro, leggerezza, artista, amica, di sicuro ti aiuterà sia quest'uomo, sia questa situazione, ma sia anche la possibilità di parlare con qualcuno. Vedi, la carta dell'artista e dell'amica è sempre una situazione di ascolto, no? E c'è la possibilità appunto che tu debba un po' capire quello che è giusto per te. Attenta solo a non farti trascinare però soltanto da un'attrazione, un qualcosa di forte perché quest'altro uomo è carismatico e chiaramente c'è l'entusiasmo dell'inizio. Dunque cerca di capire da dove nasce il disagio, perché il problema del tuo matrimonio non è il subentrare di questo uomo, ok? Dunque secondo me devi guardare a dove ha origine veramente il problema. Superbia, falsità, il nemico bambino. Vedi che chiaramente per quanto riguarda il vostro matrimonio ancora non vedo una rottura, ma la necessità di portare una maschera ancora per un periodo. È chiaro che c'è un pochino da fare attenzione perché c'è l'inizio di un qualcosa, vedi l'inizio nemico, cioè nei confronti del tuo matrimonio il nemico
ma che sarà qualcuno che è attenta al matrimonio e con cui ci sarà comunque l'inizio di un qualcosa di più. Dunque, però ancora non vedo un esito preciso nel tuo matrimonio, non vedo una separazione, vedo tanto, come dire, del combattimento fra capire se è tempo di mollare oppure se è la cosa giusta. Ti vedo vivere più che altro questa seconda opzione parallelamente al matrimonio, dunque vedremo poi magari più avanti, ci farai sapere. Ilde sono le 4:30, ti ricordo che hai un Ah, appuntamento sì, sì, importante, sì, sì, e il allora bene, viaggio. direi che salutiamo gli amici, ricordiamo l'appuntamento per lunedì Grande sera. sorpresa, ci sarà un Sì, sì, appuntamento e sarà ci sarà una una bella sorpresa lunedì sera, perciò se non vi abbiamo risposto oggi, cosa probabilmente vera, vi risponderò, venite a trovarmi sul mio canale YouTube lunedì sera, ci sarà una sorpresa, dunque chissà cosa sarà, ma alle 21:30 cercate il canale YouTube di Hildegarda e collegatevi, così avrete la vostra risposta in questa occasione. Va bene? Io ringrazio tutti, Marietto ringrazio anche te per grazie avermi Lily di essere stata qui. ospitato nel tuo Esatto. canale e dunque un buon proseguimento, un buon fine settimana a tutti. A Grazie. presto. Ciao cari amici, ciao, alla